mi chiamo Massimo Sberze, sono titolare della ditta Sberze Impianti, un'azienda che si occupa del settore termoidraulico, nata nel 2012. L'azienda è di Valdastico. Sono partito da un'azienda, da una termoidraulica dove ero dipendente. Nel 2012 appunto mi sono staccato, sono partito da solo e ad oggi questa azienda conta 11 dipendenti più la mia figura. Operiamo principalmente nel settore residenziale. Ho scelto di diventare maestro artigiano perché ho conosciuto una ditta di elettricisti tempo fa che aveva fatto appunto questo corso e mi sono incuriosito. Sono andato a Vicenza alla sede della Confartigianato, mi è piaciuta l'idea e quindi mi sono iscritto. Essere maestro artigiano ad oggi, dopo aver fatto il corso, mi ha fatto capire l'importanza dell'approfondire alcuni argomenti, visto che io sono partito come semplice idraulico e adesso mi ritrovo a gestire non solo la parte produttiva ma anche la parte commerciale, una parte d'ufficio. Per il passaggio generazionale è dura, nel senso che io non ho figli, sto comunque facendo crescere, insegnando il lavoro a dei giovani, sto investendo su giovani leve. Con Confartigianato dall'inizio è stato la mia associazione di categoria, è un gruppo dinamico, ci sono dei corsi molto interessanti, adesso stiamo anche approfondendo con alcuni collaboratori un corso che si chiama Braccio Destro per portare avanti un progetto di crescita dell'azienda. Negli ultimi anni abbiamo fatto manutenzioni con sostituzioni di centrali termiche importanti su rifugi di montagna. Quelli sono lavori che ti danno soddisfazione, sì, di un certo spessore, insomma, ecco. Artigiani sempre sul pezzo.